Le serrande abbassate, un cartello dalla libera interpretazione, chiuso per impianto, ora la riapertura senza di loro, dietro al banco facce nuove. A dicembre dell'anno scorso erano stati centinaia i trevigiani che avevano affollato Vicolo Barberia per chiedere che la storica osteria dalla Gigia non chiudesse, quando aveva iniziato a girare la voce che Sandro Valiera e Ovidio Gobbo, gestori dal 1982, volevano cedere l'attività per godersi finalmente la pensione. Ora, con poche parole e un post a tarda sera su Facebook, in sordina, con l'ironia e la discrezione di sempre, l'uscita di scena. Ebbene sì, ci siamo, scrivono, è ora di andare in pensione, lasciamo il posto ai giovani, però ci portiamo via il ricordo di tutti voi. Siamo orgogliosi di aver lavorato con voi che ci avete sopportato per tutti questi anni. Post scriptum, le nostre foto, che troverete in osteria, non sono epigrafi, non ancora. Il sindaco Mario Conte sui social ha dedicato a Sandro e Ovidio un grazie e un applauso, una piccola grande istituzione per la città, l'osteria che hanno gestito per 37 anni. Da una vita, sì. Ha visto che non ci sono più Sandro e Ovidio, però Continua. La tradizione continua, sì, perché questa mozzarellina con le acciughe è una favola. Sì, continua e per fortuna sta continuando.